Dal caldo rovente all'annunciata ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Marca nel pomeriggio, lasciando una scia di devastazione che ha attraversato la provincia da ovest a nord. Alberi caduti, pioggia, vento e frane, bomba d'acqua sul Vittoriese. A San Giacomo il Meschio è esondato in via Mezzavilla, mandando sott'acqua una ventina di scantinati ed il piano terra di 5 abitazioni. Abbiamo attivato i COC e quindi adesso interverranno l'antincendio boschivo per cercare di asportare l'acqua, insomma, dalle case. Sul Fadalto si è nuovamente messa in movimento la storica frana che ha scaricato sulla statale 51 un'enorme quantità di sassi e detriti. Un'altra frana poco distante ha interessato sempre l'Alemagna tra la Vallapisina e l'Alpago. 2 auto ed un mezzo pesante sono rimasti intrappolati tra i 2 smottamenti. Non ci sono state conseguenze a persone o cose, ma tanta paura e circolazione bloccata. Sul posto al lavoro i vigili del fuoco ed i carabinieri. Il maltempo ha sferzato tutta la fascia pedemontana della Marca e l'alta pianura, interessando una ventina di comuni. Qui siamo a Spresiano. In pochi minuti il temporale violentissimo ha fatto cadere decine di alberi, bloccate diverse strade, compresa la Pontebana. Sono caduti quanti alberi, Beppi? Ecco, parecchi alberi in Pontebana, bloccato il traffico per un'oretta. Via Vecellio, la Pontebana, la provinciale piena di alberi. Via 24 maggio. In Villa Sina adesso mi sono arrivati messaggi che sono collassati altri alberi, e poi questa insomma, è abbastanza evidente. Ecco, via Adige, via Colombo, quindi preso bene Spresiano, ecco, sto giro qua ci ha preso proprio in pieno. Il forte vento ha fatto volare in strada la copertura di un capannone nei pressi dell'ex filatura San Lorenzo. Dei rami hanno centrato in pieno una vettura, per fortuna non ci sono stati feriti. A Montebelluna il fortunale ha devastato l'area dove sono state allestite le strutture del Music Festival Matto Rosso, facendo saltare la prima serata. Ovunque si sta lavorando alacremente per ripristinare i danni il prima possibile. Molto più lunghi invece saranno i disagi per la frana del Fadalto.